Gesù è caricato nella croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio, gli radunarono attorno tutta la corte, spogliatolo, la sopra il comando dello Stato, e cercarono una colonna di spine che era posero di una canna nella destra, poi mentre il soffiava davanti, perché Che fa Martino? No. Andiamo. Andiamo. Il nostro odio, l'odio di tutta l'umanità. Nella passione di Cristo la nostra cattiveria ha reagito di fronte alla volontà, il nostro orgoglio è esploso con l'agitazione di fronte all'unità, la nostra corruzione si è risentita di fronte alla splendente e diversa di Dio. E così noi siamo diventati la croce di Dio. Noi sottamente ribelli, noi i nostri assurdi peccati, abbiamo costruito la croce della nostra integrità e della nostra integrità. Diciamo insieme, Signore aiutami a portare la croce. Quando c'è da faticare. Ci manca un la croce. No, ancora no. C'era la croce. Quando devo fare ciò che non mi piace. Oh, sì, tu da male. Quindi andare a qua. Quando non vedo il risultato. Vabbè, lo sai di più. Chiave, chissà. Chi sta più bello? Quando si vede che Le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore, chiusa in un dolore atroce, e la ricordo la croce, Sacra Madre di Gesù, levate le camere, cosa fanno un brava?
giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo perduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Secondo il pensiero umano, Dio non può cadere, e invece cade. Perché? Non può essere un segno di debolezza, ma soltanto un segno d'amore, un messaggio d'amore per noi. Cadendo sotto il peso della croce, Gesù ci ricorda che Il peccato abbassa e distrugge, il peccato punisce e fa male. Per questo il peccato è male, ma Dio ci ama e vuole il nostro bene. e l'amore lo spinge a gridare ai sordi, a noi che non vogliamo sentire. Uscite dal peccato, perché vi fa male, vi toglie la pace e la gioia, vi stacca dalla vita e fa seccare dentro di voi la sorgente della libertà e della dignità. Uscite, uscite. Sotto il peso del dolore Gesù cade a terra, ma si rialza subito. Preghiamo dicendo: Gesù aiutami a rialzarmi. Gesù aiutami a rialzarmi. Quando sono stanco e triste. Gesù aiutami a rialzarmi. Quando non ho voglia di compiere i miei doveri. Gesù aiutami a rialzarmi. Quando provo rabbia. Gesù aiutami a rialzarmi. Quando una brutta notizia o una disgrazia ci butta a terra. Gesù aiutami a rialzarmi. Miserere nostri Santa Madre, se voi fate e piaghe del Signore, siamo strette nel mio cuore. Dietro, oh, dai, sto finendo sul microfono, devo non passare. Quarta stazione, Gesù incontra sua madre. Piano piano ci rilanciamo. Dal Vangelo di Luca. Dal Vangelo di Luca. Simeone benedisse e salvò Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti di Israele. Segno di contraddizione, perché ti ero rivelato i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada persiderà l'anima. Partì dunque con loro e tornò a Nazareth. E stava loro vicino. Sua madre sembrava tutte queste cose del favore. Ogni madre è dell'amore, e dove Dio è benedetta. Questa è del padre non
anche quando non è amata. Maria è la madre. Lei, la felicità, non ha un'ombra. È l'amore. Nato da ricursi che zona nell'occhio e nel cuore. Maria è la madre. Il suo cuore è fedelemente accanto al cuore del figlio. E soffre e porta la croce. Sempre nella propria carne tutte le ferite della carne del figlio. Maria è la madre. Noi Signore Gesù, abbiamo bisogno della madre, abbiamo bisogno di un amore che sia vero e fedele, abbiamo bisogno di un amore che non vacilli mai, un amore che sia rifugio sicuro per il tempo della paura, del dolore e della prova. Signore Gesù, abbiamo bisogno di donne, di spose, di madri, che restituiscano agli uomini il volto bello dell'umanità. Signore Gesù, abbiamo bisogno di Maria, la donna, la sposa, la madre che non deforma e non si rinnega mai l'amore. Signore Gesù, ti preghiamo per tutte le donne del mondo. Miserere nostri Domine, Santa Madre, se voi fate delle piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore. Signore, Santa Regina, Santa Regina,
aiutato dal Cireneo a portare la croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal Vangelo di Matteo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare sulla croce di Gesù. Se qualcuno vuol venire dietro a me, si neghi se stesso, prende la sua croce e mi segua. Vediamo. Simone di Cirene, tu sei un piccolo, un povero, uno sconosciuto contadino, di cui non parlano i libri di storia. Eppure tu fai la storia. Hai scritto uno dei capitoli più belli della storia dell'umanità. Tu porti la croce di un altro. Tu sollevi il patibolo e impedisci che schiacci la vittima. Tu ci dai dignità a ciascuno di noi, ricordandoci che siamo noi stessi, soltanto se non pensiamo a noi stessi. Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, sul pianerottolo, nell'ospedale, nel carcere, nelle periferie delle nostre città. Cristo ci aspetta. Lo riconosceremo? Lo soccorreremo? O moriremo nel nostro egoismo? Il Cireneo, mettendo a disposizione le sue spalle, ha soccorso Gesù ed è stato ricordato per questo gesto. Ogni gesto d'amore, piccolo o grande, rimane per sempre. Preghiamo dicendo: ascoltaci, o Signore. Aiuta, Signore, tutte quelle persone che lavorano e si affaticano per portare la pace nel mondo. Fa che non si scoraggino mai e diventino sempre più numerose. Aiuta il nostro cuore ad aprirsi alle necessità dei fratelli con semplicità, generosità e amore. Ti affidiamo i sacerdoti, i missionari, le suore, i volontari che stanno accanto ai poveri, agli ammalati e ai bisognosi. Miserere nostri Domine, Santa Madre, se voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Canto numero 2. Vieni a te la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Se la coglierai, avrai il potere di essere figlio suo, e grazia su grazia nel tuo cuore nascerà. Io ha tanto amato il mondo, perché chiunque crede in Lui abbia la salvezza. Con lo spirito d'amore chiamati alla libertà. Dio ha liberato il mondo, perché tu ti creda in Lui sempre sanità. Con lo spirito d'amore libero e sempre tu vivrai. Libero e sempre tu vivrai. Sesta stazione, la Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo.
dolore irrigato dal sangue e coperto di sputi indolenti. Chi avrà il coraggio di avvicinarsi? Una donna entra allo scoperto tenendo accesa la lampada dell'umanità. Verso del corpo, quante persone oggi sono senza volto, tante persone sono spinte al margine della vita, nell'esilio dell'abbandono, nell'indifferenza che uccide i indifferenti. Infatti, è vivo soltanto il frutto d'amore che si china sul Cristo, che soffre e aspetta e si soffre, oggi, sì oggi, perché domani sarà troppo tardi. Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano e gli si stringe la mano per sanare ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti che non possono far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo. Aiutaci a farlo perché si stanno esaurendo nel mondo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, Signore. Misere nostri Domine, Santa Madre, lei voi fate, e piace del Signore, piano il del mio cuore. Canto numero 14. Questo è salto mortale, capito? Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta.
attende di antisegno, un antisegno, una croce diabolico che tenta di spezzare via la famiglia. L'uomo potrebbe inventare l'umanità, codificando la grammatica diversa della vita, così come Dio l'ha pensato e voluta. Però, esiste Dio, senza essere Dio, è la cosa più arrogante, è la cosa più pericolosa. La carità di Cristo ci apre gli occhi e ci fa vedere il volto bello, il volto vero, il volto santo della famiglia. Il volto della famiglia di cui tutti abbiamo bisogno. La famiglia è un dono di Dio consegnato all'umanità. Fa che risplenda come scintilla in tutto il mondo. La famiglia è la cura dove siamo nati e dove continuamente rinasciamo nell'amore. Signore Gesù, entra nelle nostre case e impone il campo della vita. Riaccendi la lampada dell'amore e farci sentire la presenza di essere legati gli uni agli altri in un abbraccio di vita. Signore Gesù, data la famiglia affinché sia salva la vita. Miserere dei nostri Domine, Santa Madre, Ego il Padre, e chiamete il Signore, grado in prece, e Dio cuore. Canto numero 6. La prima stella del mattino tu sei, la nostra grande nostalgia tu sei, il cielo chiaro dopo la paura, dopo la paura, senza ci perduti. E tornerà la vita su questo mare, soffierà il vento forte della vita, soffierà sulle vele e le gonfierà di te, soffierà il vento forte della vita, soffierà sulle vele e le gonfierà di te. Soffierà il vento forte della vita, soffierà sulle vele e le gonfierà di te. Soffierà il vento forte della vita, soffierà sulle vele e le gonfierà di te. Ottava stazione. Gesù incontra le pie donne. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal Vangelo di Luca. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili e grezzi che non hanno generato e le mammelle che non hanno allattato, perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco?
pianto delle mamme di Gerusalemme, in onda di pietà il cammino del condannato, morto alla perogia di una esecuzione capitale, e ci ricorda che siamo tutti figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme. Mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve tracimare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce, in presenza che parla. Il pianto deve impedire altri pianti. Signore Gesù, tu conosci il pianto delle madri. Tu vedi in ogni casa l'angolo del dolore. Tu senti il gemito silenzioso di tante mamme ferite dai figli, ferite fino a morire, restando vive. Signore Gesù, faccia ancora una volta sentire figli per dare alle nostre mamme, in terra e in cielo, la fierezza di averci generato e la gioia di poter benedire il giorno della nostra nascita. Signore Gesù, asciuga le lacrime delle mamme, affinché il sorriso ritorni sul volto dei figli, sul volto di tutti. Miserere nostri Domine, Santa Madre, se voi fate e le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Nona stazione, Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal libro del profeta Abacuc. Non siete un fin dal principio, Signore, il mio Dio, il mio Santo. Tu dagli occhi costui che non puoi vedere il male e non puoi guardare l'iniquità, perché vedendo il malvagio, taci mentre l'esce il tuo è giusto. Scrivi la visione, incidi la fede sulle tavolette, perché la si legge speditamente, e
è una visione che aspetta un termine, parla di una scadenza e non mentisce, se indulti attenta, perché certo verrà e non tarderà. Gesù sarà in agonia fino alla fine del mondo. Non bisogna dormire durante questo tempo. Ma dove comincia Gesù in questo tempo? La visione del mondo, non il benessere, il sole di miseria e l'agonia di soli. Il mondo, infatti, è composto di due stanze. In una stanza si prega e nell'altra si beva. In una si muore di abbondanza e nell'altra si muore di indigesta. In una si serve l'obesità e nell'altra si... Perché non apriamo una porta? Perché non formiamo una sola festa? Perché non capiamo che i poveri sono la terapia dei ricchi? Perché? Perché siamo tutti chiesi? Signore Gesù, l'uomo che vive per accumulare, tu hai chiamato solo. Sì, è solo che pensa di possedere qualcosa perché uno solo è il proprietario del mondo. Signore Gesù, il mondo è tuo, soltanto tuo. E tu l'hai donato a tutti affinché la terra sia una casa che tu ti nutre e tu ti proteggi. Signore Gesù, fa finire lo scandalo per vivere il mondo in crisi e barazzo. Signore, rientraci alla fraternità. Miserere dei nostri doni Decima stazione. Gesù viene spogliato dalle vesti. Che abbiamo qui sentito e diciamo. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sedenti e ne fecero 4 parti, l'una per ciascun soldato e la tunica. Ora quella tunica era tutta di figure, nessuna tutta d'un pezzo da cima a un fondo. Per questo diceva loro, non smettiamola, ma diamo ciò che ci tocca. Così si riempiva la scrittura, così
con la violenza diventano preoccupati anche con loro attività. Ma il suo è il tuo l'uomo del tuo mondo. Ora passo. Per un'economia del corpo umano, creata da Dio come posto per l'anima e linguaggio per dire l'amore. Ma oggi il corpo è spesso venduto e comprato, i marciapiedi dell'etica, i marciapiedi della televisione, nelle case diventate marciapiedi. Quando capiremo che stiamo uccidendo l'amore? Quando capiremo che, senza purezza, il corpo non vive né può generare vita? Anche noi a volte assomigliamo ai soldati che hanno spogliato Gesù, ma non vogliamo essere così. Per questo preghiamo dicendo: ascoltaci, o Signore. Perché ogni forma di violenza scompaia dalla faccia della terra. Perché il rispetto dei diritti fondamentali dei bambini e di tutti gli uomini sia un impegno costante per tutti. Perché i governanti operano per la pace del mondo. Miseria ai nostri nomi, Santa Madre, Eroe Padre, e le piaghe del Signore, siamo impresse nel mio cuore. Canto numero 3. Ora Signore, oggi ti voglio incontrare e ritornare nella tua casa per stare insieme a te. Non sono degno, questo lo so, di essere chiamato tuo figlio. Il mio peccato è sempre innanzi a me, ma tu mi doni tuo amore, oh Signore, e col mio cuore voglio donarlo a te, ti darò la mia povertà e tutto quel che ho, con amore mi abbraccerà e farai festa per me. Se con forza io vivrò. Padre, io voglio il tuo amore. Padre, io voglio il tuo amore. Padre, io voglio il tuo amore. 11ª stazione. Gesù è inchiodato alla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal Vangelo di Matteo. Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti, tirandole a sorte, e sedutisi, gli fecero la guardia. Al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta della sua condanna: questi è Gesù, il re dei Giudei. Insieme con lui furono crocifissi 2 ladroni, uno a destra e uno a sinistra.
E quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso. Se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce. Anche i sommi sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, lo schernivano. Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso? È il Re di Israele. Scende ora dalla croce e gli crederemo. Quelle mani che hanno benedetto tutti, ora sono inchiodate alla croce. Quei piedi che hanno tanto camminato per seminare speranza e amore, ora sono attaccati al patibolo. Perché, o Signore? Per amore. Perché la passione? Per amore. Perché la croce? Per amore. Perché, o Signore, non sei sceso dalla croce rispondendo alle nostre provocazioni? Non sono sceso dalla croce perché altrimenti avrei consacrato la forza come signora del mondo, perché è amore l'unica forza che può cambiare il mondo. Perché, o Signore, questo? Perché tantissimo prezzo? Per dirvi che Dio è amore, infinito amore, amore onnipotente. Mi credete? Gesù dalla croce prega il Padre e invoca il perdono per i suoi uccisori. Chiediamo a Gesù la forza di seguire il suo esempio. Leggiamo insieme la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Miserere nostri Domine, Santa Madre, evo di pace, e le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ai miei amici ho detto che stai la vita, conoscete, e il figlio tuo, Cristo Gesù. Caro tuoi, mi hai dati a me, ed ora sanno che sono a te.
pregando: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Abbiamo contemplato le prime 11 stazioni della Via Crucis. Adesso, prima di esporre solennemente Gesù in croce, ascoltiamo la riflessione di Don Michele Termine. Cari fratelli e sorelle, pace e gioia nel nome di nostro Signore Gesù Cristo. Oggi siamo qui, dinanzi al Calvario, per contemplare la crocifissione di nostro Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E Gesù appeso sulla croce, cioè Dio appeso sulla croce, è la più alta e grande espressione dell'amore misericordioso che Dio rivolge verso di noi. Miei cari fratelli e sorelle, sono momenti molto forti, dove noi ritroviamo veramente nella croce l'amore di Dio che perdona, l'amore di Dio che risana, l'amore di Dio che ci usa misericordia. Oggi, contemplando un po' il Vangelo di San Luca, ricordo le espressioni che si verificarono al momento in cui Gesù fu condotto al Calvario. La prima cosa che lui disse fu questa: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Dio non è andato sulla croce per condannarci e non ci condanna neanche oggi, l'ho detto prima. Il Signore ci usa misericordia. Ecco perché la parola perdono oggi è rivolta a tutti noi. Davanti al Signore noi siamo peccatori, ma il Signore ci perdona. L'altra espressione più grande dell'amore di Dio nella misericordia e nel perdono la troviamo anche ancora sul Calvario, quando Gesù, appeso alla croce, si trovava tra due malfattori. Uno chiede al Signore di scendere e di ritornare di nuovo a peccare. L'altro lo rimprovera e gli dice: ma tu hai peccato, lui non ha fatto nulla di male. Ecco che allora si rivolge a Gesù, nonostante questo ladrone abbia commesso peccati, non si sa se addirittura abbia ucciso delle persone, ma sulla croce si è pentito e ha detto: Signore Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Il buon ladrone si è riconosciuto peccatore, Gesù non l'ha condannato, non gli ha detto scendi dalla croce, gli ha detto così: oggi in verità ti dico, tu sarai con me in paradiso. Ecco allora il Signore dove ci vuole, nel regno dei cieli, del paradiso. Non abbiate paura a chiedere perdono a Dio, non abbiate paura di ritornare nella retta via, perché il Signore Gesù ci perdona se noi ci pentiamo amaramente dei nostri peccati. E la più grande espressione dell'amore e del perdono l'abbiamo proprio in questa croce. Cari fratelli e sorelle, non dimentichiamo mai una cosa, che Dio è amore e che il Signore Gesù ci perdona. Sia lodato Gesù Cristo. Santa Madre, se voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ave Maria,
piena di grazia, Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E puntiamo tutti l'attenzione verso la croce, dove da qualche istante sarà solennemente esposto Gesù crocifisso, segno del grande amore del Padre per noi. E raccogliendo anche il frutto della riflessione che ci è stata proposta, facciamo sì che questa piazza, durante questo pomeriggio, diventi luogo di incontro, di preghiera, venendo a fare il viaggio che sicuramente, come negli anni passati, saranno in tanti quelli che faranno la fila e magari pazientemente aspettare per diverso tempo per poter arrivare alla croce. Proponiamoci tutti di accogliere nella nostra vita questo amore che Gesù ci offre, questo amore dimostrato fino al supremo sacrificio. Tutti i nostri peccati se li è addossati Lui sulla sua carne e li ha crocifissi. Sappiamo bene che l'amore con l'amore si paga. Non ci può essere altro modo. Non valgono le piccole devozioni che sono buone, si devono fare, non valgono tanti altri atti rituali che sono buoni e possiamo e magari dobbiamo compiere, se il nostro cuore non si affida veramente a Dio e ripaga questo grande amore con il nostro amore, malgrado le nostre fragilità, malgrado le nostre infedeltà. Affidiamoci sempre più e sempre meglio all'amore di Dio. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Santa Madre, se voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Favara rinnova la sua fede nel crocifisso. Tutti devotamente abbiamo seguito le varie stazioni, sacerdoti, autorità, popolo tutto. Il Venerdì Santo ogni anno segna la nostra vita, segna il nostro cuore, deve segnare il nostro cuore con un impegno nuovo di vita cristiana, preparandoci con la contemplazione della croce alla gioia della Pasqua di risurrezione. Perché il Venerdì Santo non avrebbe senso se non fosse stato seguito dalla risurrezione. E nel mistero della passione, morte e risurrezione è segnata la nostra salvezza. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Santa Madre, se voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato
santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Contempliamo Gesù in croce. Noi ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. E così, come gli anni passati, adesso tra qualche momento ognuno potrà fare il viaggio alla croce, che sarà brevemente forse interrotto nel momento in cui ci sarà il pellegrinaggio delle persone diversamente abili. Sapete che ormai da diversi anni c'è un'oretta, forse anche meno, segnata, e tutti i disabili possono venire accompagnati, saranno prelevati a casa, secondo gli accordi che sono stati presi con le famiglie, con i vari istituti che collaborano, a far vivere questo momento alle persone anziane e alle persone diversamente abili. Cerchiamo di custodire attorno al Calvario un'atmosfera di silenzio, di rispetto, di raccoglimento, così come negli ultimi anni gradualmente abbiamo fatto, migliorando di anno in anno. Ricordo che chi volesse fare oggi la Santa Comunione può farla solamente se partecipa all'azione liturgica della Passione che si svolge in ogni chiesa parrocchiale. Per quanto riguarda l'orario, è bene prendere contatti con la propria parrocchia, perché pare che nel manifesto più un errore sia sfuggito in tipografia. Lei la vittoria, il Signore la nostra salvezza, la vita, la risurrezione. Non c'è amore più grande
E quello che state vedendo è la Settimana Santa 2017 a Favara. Oggi è venerdì 14 aprile, ci troviamo al Calvario, ricordiamo che siamo in diretta, abbiamo assistito alla crocefissione della statua del Cristo. In questo momento ci sono anche c'è l'associazione, la confraternita della Santa Croce del Calvario che si sta preparando a portare la statua dell'Addolorata accanto a quella del Figlio. Un ringraziamento sentito lo volgiamo a tutti quanti, avete avuto la bontà di seguire questa diretta che è stata fatta sia su Sicilia TV, canale 287 del Digitale Terrestre, che anche su YouTube. Un ringraziamento a tutti i ragazzi anche della scuola liceo statale Martin Luther King, la terza F, che stanno partecipando ad alternanza scuola-lavoro proprio presso Sicilia TV, la nostra struttura, perché sono stati anche molto preziosi nel permetterci di realizzare questa diretta. Un ringraziamento va anche alla famiglia Lentini che ci ha permesso, ecco, di fare questa immagine che stiamo vedendo qui dall'alto. Ecco, in questo momento stiamo vedendo i confratelli della Santa Croce del Calvario che stanno prendendo le effigie. Ecco, la telecamera mobile ci sta mostrando quindi queste immagini. Vi ricordo che stasera per la spartenza Sicilia TV dovrebbe di nuovo riuscire ad offrirvi la diretta, sempre su Sicilia TV, canale 287 del Digitale Terrestre, e su YouTube, sempre sul nostro canale. Su questo santo suolo, alla presenza tua Ecco che l'effigie della Madonna è stata portata vicino a quella che raffigura il Figlio.
Il programma di oggi vede dalle ore 14 alle ore 16 la visita al Calvario con la Via Crucis degli anziani, degli ammalati e dei diversamente abili a cura delle varie associazioni di volontariato. Quindi l'azione liturgica, la Passione Domini, alle 17 nella chiesa San Calogero anche. Poi nella chiesa della Beata Maria Vergine dell'Itria, delle Grazie, San Giuseppe Artigiano, San Vito e San Pietro e Paolo, in Chiesa Madre, lì in centro storico. Alle 18 le riflessioni a cura dell'Associazione Culturale Gio 90 San Vito. Poi dalle 19 alle 20:30 la possibilità della confessione con alcuni sacerdoti disponibili in uno spazio appositamente allestito in piazza Capitano Vaccaro. Alle 21 inizia la processione dell'urna vuota dalla piazza Cavour al Calvario. Quindi arriverà poi intorno alle 22 qui al Calvario, da dove in questo momento vi stiamo trasmettendo. Ci sarà l'omelia di Don Marco Damanti, parroco della chiesa San Pietro e Paolo, e poi inizierà la tradizionale spartenza fino ad arrivare in piazza Cavour. Anche questo andrà in onda su Sicilia TV e su YouTube in diretta. E intanto con queste immagini noi vi congediamo, ringraziamo anche la regia in televisione Angela Sorce e tutti i tecnici che hanno collaborato. Ci scusiamo se qualche cosa insomma non è andata per il verso buono. Comunque l'appuntamento è per questa sera e a questo punto vi lasciamo la nostra programmazione.